Amici e amiche appassionati di pallacanestro, bentornati al Palabrera di Broni. 1 contro 1 con Smith, raddoppia Dedic, poi si apre molto bene in angolo, Filippi sbaglia la tripla ma c'è proprio il rimbalzo. È riuscita subito a mettere l'impronta in questa partita. Errore di Dedic da una parte, tripla invece realizzata da Milazzo dall'altra. Seconda, un'altra delle migliori marcatrici di questa squadra. Lunghissima di ruolo, se possiamo dire. Dedic, passo e tiro, finta di consigliato, parte, poi si svita sul piede destro, perno, tiro, cadendo indietro. Filippi smista molto bene la palla dalla lunetta, poi si apre per il tiro a 3 punti. Il pick and roll senza sfruttarlo, poi però si è impantanata. Galbiati cerca un vantaggio spalla canestro, si libera adesso, Smith tira e Galbiati prova a scappare in transizione, Albano palleggio, arresto e tiro, canestro. Si ritorna al sottosinistro da Cecilia Albano che finta un passaggio, poi si alza. Anche questa volta si era fatta trovare molto pronta la numero 88, però dall'altra parte è un treno in contropiede Kelly, classe 2003, ricordiamolo, molto giovane. E intanto arriva la tripla di Mitchell per 1 contro 1 di Smith che trova il taglio di Pilabere, si muove molto bene, palla sotto Pilabere, poi Peserico ancora a scambio con la Lettone, 2 per lei, buon impatto davvero per la lunga arrivata in ottobre. Legamento che l'ha colpita a inizio stagione. Palleggio il tiro di Milazzo a bersaglio, tiro sbagliato, subito vola in contropiede Galbiati, ancora una volta scucchiaiata vincente. Parla di 1 contro 0 e la massima facilità di un tiro, però pazzesco canestro, scusami, di Pastrello. Ricordiamo, San Martino comunque squadra che viaggia a... Galbiati prende il blocco di Dedic che poi rolla dentro, la pesca. Poi con l'alto basso Serena Buona, Magic apre per Buona, schiacciata a terra per Dedic, deve tirare Broni, scadono i 24. Lato destro chiama lo schema, gioco 2 con Dedic, schiacciato per lei, va fino in fondo. Un po' più di spazio perché non è una tiratrice particolarmente... In realtà grazie a quel vantaggio allora Pastrello può inventarsi qualcosa, arriva la tripla del numero 7 a bersaglio per poter andare alla conclusione, palla a Buona, arriva il tiro da sotto! Dall'altra Kelly, entrambe con 9 punti. Tiro di Mitchell in transizione. San Martino già nella propria metà campo, ma riescono a superarla serenamente. E comunque hanno preso San Martino. Non ci pensa 2 volte a scoccare la tripla Albano, però non vede nemmeno il ferro, allora può andare fino in fondo. Kelly subisce il fallo, realizza Guarise, 1 contro 1, poi scarico per Kelly, un pensierino alla tripla, mette! Che ancora in campo adesso si guadagna appunto minuti facendo anche piccole cose. Pastrello sul lato sinistro attacca Galbiati che prova a tenerla fisicamente, ovviamente è un treno Pastrello, assist per Filippi. Tutte le altre sono delle sostanziali macchine da canestro. Guarise ribalta al lato per Pastrello, tripla della numero 11, altro tiro da 3 punti. È difficile tenere da una lunga per discorso di atletismo. Gran canestro dall'altra parte, ancora a meno 16, la strada davvero impervia e lunga e poi se ci si dimentica così sotto canestro per Mazza che poi apre per Biastagno, quasi non se l'aspettava la numero 2, poi deve prendersi il tiro da 3 punti che però è da 2. Vediamo se la squadra di casa riesce a mangiare qualche punto, importantissimo per rimettersi in partita almeno. Con un'altra tripla dall'angolo destro, 41 a 54, ma come dicevamo le non buone percentuali dei primi 2 quarti, tiri da 3 che hanno portato a questo strappo. La stoppata di Arado, il proprio vantaggio, attenzione a Mitchell, sta per scadere il tempo, palleggio, arresto e tiro, canestro! Non fortunata davvero questa volta con la conclusione. Allora dall'altra parte Smith, arresto di potenza, non riesce a servire Smith, lo fa in questo momento ma lo fa molto male. Allora contropiede San Martino Lupari, 2 facili per Peserico. Adesso vedi, contro la difesa schierata, chiude le maglie benissimo San Martino, ennesimo contropiede per la squadra veneta, vincere certe partite di prestazioni buone. Dall'altra parte invece... Dall'altra parte ovviamente non va fino in fondo, come dicevi tu, adesso si cerca di gestire un po' di più il ritmo. Milazzo, a proposito di ritmo... E neanche di... Invece lei, originaria di Ragusa,
Broni con la rimessa per Smith. Nel frattempo l'azione offensiva di San Martino, palla sotto per Pilabere, si svita, tira molto bene sulla testa di Smith per la fine di San Martino Lupari, ma recuperata dall'altra parte per Mazza, che poi si scontra con Milazzo che cade a terra, e allora assist per Smith di Alabama at Birmingham, che insomma a livello statistico ha sempre un buon impatto sulla partita. Chi continua a non mollare è proprio San Martino in zona d'attacco, e notiamo che San Martino sul cubo dei cambi penso che abbia... E allora si conclude qui sul 54-76, una partita